Arricchire il proprio bagaglio di conoscenze con delle esperienze è un po' come amare. È un percorso lungo e faticoso, che però riempie la vita e le dà senso. L'unico modo per vivere pienamente certe esperienze è mettersi in gioco. E Ugo è un tipo che non pensa due volte a gettarsi in una nuova avventura. Come abbiamo già descritto durante l'andata, grazie all'intervista che gli abbiamo rivolto all'arrivo in Sicilia nel maggio 2021, il bergamasco Ugo Ghilardi ha percorso in bicicletta tutto il perimetro della costa siciliana per circa 2 mesi, intervallando il suo viaggio con la visita alle centinaia di torri d'avvistamento antipirateria ancora accessibili che si trovano su tutto il litorale isolano. In tutti questi viaggi di tutti questi 10 anni, Alpi, Prealpi, Appennini, e quanto se ne voglia, il Danubio, il Po, questo è stato un viaggio proprio preso a misura d'uomo. Prima di tutto a misura d'uomo perché ho dato tempo a questo viaggio, avrei potuto farlo in un mese, ma ce ne ho messi 2. Un viaggio culturale, perché poi ogni torre ha il suo fascino, la sua storia, ogni torre ha il suo significato, magari un pezzo l'aveva costruita qualcuno e poi è andato avanti a costruirla chi era stato in Sicilia, no? È una favola. Facendolo poi in senso orario, sono sempre stato costeggiato il mare, sulla sinistra ho sempre visto il mare. È stata una ricerca di chilometri, abituato come sono, ne ho fatti anche pochi, di quelle che alla fine è stato 1500 chilometri il periplo della Sicilia. E poi la bellezza, ecco, una cosa che mi ha sorpreso le tonnare, quelle ristrutturate, le saline del Trapanese, lì mi sono perso dentro a guardare le saline, vedere che le coprivano coi coppi. È stato proprio un viaggio bello culturalmente e sportivamente. È stato un viaggio proprio anche rilento, piano, mi sono preso il tempo giusto, mi sono fermato a Palermo 3 giorni, Ballarò per me era un film costante, Ballarò, tutti gridano, chi compra, il mercato di Catania del pesce, è una favola proprio, tu vivi in un film, no? E sei lì che guardi, apprezzi tutti i particolari, le Madonie che conoscevo già, a Cefalù, i Nebrodi, e poi l'ospitalità della gente, quando sapeva cosa stavo, perché mi chiedevano ma cosa stai facendo, come è rimasto sorpreso anche il sindaco di Palermo, Luca Orlando, cioè un bergamasco che viene in Sicilia a cercare le torri d'avvistamento, cioè qualcuno sono private, qualcuno sono esistenti, qualcuno sono ruderi, ogni torre ottagonali, rettangolari, rotonde, alte, basse, con le finestre romane o greche, ognuno aveva il suo periodo storico. Grazie ad avermi ospitato, questo sì, lo devo proprio riconoscere, in questa meravigliosa, non ho avuto nessun problema, anzi, se li avessi avuti qualcuno me li avrebbe risolti. Grazie di tutto, veramente contento e soddisfatto. Con l'esperienza maturata grazie alle sue imprese e in ultimo a questa, Ugo ha dimostrato che il desiderio di bellezza vince contro ogni tipo di difficoltà. Un'isola come la Sicilia è per sua natura circondata dal mare e il mare è spesso simbolo di insicurezza e instabilità. Solo i veri avventurieri sono disposti a salpare, affrontando i flutti a viso aperto, perché sanno che oltre all'orizzonte c'è sempre qualcosa di straordinario da scoprire.